via alle 20:30 della sfida fra Como e Parma. Andiamo da Marco Signorelli per le ultimissime. Buonasera da Como-Parma, questa è la partita che chiude la 14ª giornata di Serie B. Como che si trova in una posizione di classifica tutto sommato buona rispetto alle premesse. Ricordiamo, il Como è una neopromossa, ora è a metà classifica, altrettanto non si può dire del Parma, in ritardo a ridosso della zona play-out e che nei giorni scorsi ha cambiato anche allenatore. Questa è la prima partita con Beppe Iacchini in panchina, che ha preso il posto di Maresca. Le squadre stanno prendendo posizione in campo e allora posso già leggervi le formazioni ufficiali. Il Como che gioca con il 4-4-2 con Facchin in porta e poi in difesa da destra a sinistra Vignali, Solini, Scaglia e Ioannu, a centrocampo Parigini, Arrigoni, Bellemo e Mutirciaia, in attacco Gliozzi e Lagumina. Assente Alberto Cerri, espulso per proteste al termine della partita con il Monza della settimana scorsa. Dall'altra parte il Parma gioca con un 4-3-1-2, in porta il capitano Gigi Buffon e poi da destra a sinistra Del Prato, Danilo, Balog e Cobò, a centrocampo Som, Schiattarella e Juric, Vasquez trequartista, in attacco Tutino e Benediciak. Tra pochissimo il calcio d'inizio. Torniamo a Como per Como Parma da Marco Signorelli. A Como è il 16° minuto del primo tempo, risultato sempre di 0-0 tra Como e Parma. Nel periodo in cui non siamo stati collegati c'è stata una buona occasione per il Parma, la prima della partita, con il pallone in area di Tutino per Benediciak che a tu per tu con Facchin ha calciato quasi a botta sicura, ma è stato bravo il portiere del Como a chiudere lo specchio della porta. Facchin oggi tra i pali al posto dell'infortunato Gori, uscito durante il derby lombardo della settimana scorsa con il Monza. Torniamo a Como. 20° minuto di gioco a Como, sempre Como 0, Parma 0. Parma più pericoloso in questi primi 20 minuti dopo l'occasione di cui vi abbiamo parlato prima di Benediciak. Ce n'è stata un'altra un paio di minuti fa, capitata sui piedi di Tutino, che ha ricevuto un assist da parte di Som, che ha messo un pallone in area e in corsa. Tutino ha calciato in diagonale di destro, la sua conclusione però è terminata a lato, alla destra di Facchin. È stata però finora l'occasione più pericolosa del match. È la linea che può tornare a Como. Sì, è come il 24° di gioco, il risultato è sempre di 0-0. Poco fa però c'è stato un infortunio per Mutirciaia nelle file del Como. Il giocatore si è fatto male da solo, ha effettuato un cross dal limite dell'area e poi è rimasto a terra tenendosi un ginocchio. Sono entrati subito in campo i sanitari, lo hanno trasportato fuori in barella al suo posto, dunque è entrato Iovine. Questa è una brutta tegola per l'allenatore del Como, Giacomo Gattuso, perché Ciaia è sempre uno dei più pericolosi in campo. Ancora Como. E qui siamo al 28° minuto di gioco, Como 0, Parma 0. Gattuso dopo l'uscita di Ciaia ha invertito gli esterni, ha spostato Iovine a destra, Parigini a sinistra. Dunque il Como che prova in questi ultimi minuti a farsi vedere dalle parti di Buffon, un Como che ha preso coraggio. Poco fa un'azione un po' confusa all'interno proprio dell'area del Parma, c'è stata un'occasione per Iovine che però proprio all'ultimo non è riuscito a colpire il pallone. C'è stata anche una ribattuta secondo i giocatori del Como con un braccio da parte di un giocatore del Parma, non è stato dello stesso avviso l'arbitro Davide Massa della sezione di Imperia. Ancora Como Parma. Mi dà la linea repice proprio nel momento in cui l'arbitro Massa fischia un rigore in favore del Como, calcio di rigore per il Como quando siamo arrivati al 39° minuto nel primo tempo. Como 0, Parma 0, ma come detto tra pochissimo il Como avrà la possibilità di battere un calcio di rigore per un fallo in area sul giocatore, sull'attaccante Gliozzi del Como, che è stato spinto, un intervento abbastanza plateale quello sul giocatore, sul centravanti del Como. Dovrebbe essere proprio lui anche a incaricarsi della battuta. Allora tra pochissimo la battuta di questo calcio di rigore, dopodiché restituiremo la linea allo stadio Diego Armando Maradona per Napoli-Lazio. È tutto pronto per la battuta. L'arbitro Massa chiede ai giocatori di non entrare in area prima del fischio. Sta per partire
la rincorsa di Gleozzi, va a dire qualcosa anche a Gigi Buffon. Massa, ora veramente può partire Gleozzi che va in questo momento, la rincorsa lenta, la conclusione, para Buffon, la parata di Gigi Buffon. Dunque il risultato resta fermo sullo 0-0 al 40° del primo tempo. Como 0, Parma 0, Napoli. Il numero uno dei numeri uno non si smentisce mai anche in questa occasione. Torniamo a Como. A Como siamo al 44° minuto, Como 0, Parma 0. Vi abbiamo raccontato prima del rigore parato da Gigi Buffon. Gleozzi che aveva calciato alla sinistra di Buffon un pallone rasoterra neanche troppo angolato. Buffon è riuscito addirittura a bloccare il pallone a terra e poi è andato a dedicare questo intervento ai tifosi del Parma che in questo primo tempo sono alle sue spalle. Un Parma che oggi è partito meglio nei primi 20 minuti, poi il Como ha preso le misure, aveva avuto delle occasioni prima del rigore, c'è stata una rovesciata all'interno dell'area di Vignali che aveva impegnato ancora Buffon costringendolo all'intervento in tuffo, ed è ancora il Como che attacca, lo fa con Lagumina all'interno del centro di centrocampo. Va Lagumina, palla al piede, si fa vedere sulla sinistra Parigini, viene servito proprio ora Parigini che va, prova a crossare, preferisce dare il pallone dentro ancora per Lagumina all'interno dell'area di rigore, l'appoggio per un compagno, Lagumina all'indietro per Bellevo, la conclusione murato da Danilo che libera e mette il pallone fuori dall'area. Torniamo a Como perché è sicuramente iniziato e si starà giocando il secondo tempo del posticipo di Serie B tra il Como e il Parma. Marco Signorelli. Si gioca da 12 minuti e 30 secondi nella ripresa qui a Como, è anche cambiato il risultato 5 minuti fa perché il Como è passato in vantaggio, dunque Como che conduce per 1-0 sul Parma. Gleozzi, l'autore della rete, un gol che è arrivato con un cross dalla tre quarti, dalla fascia di sinistra di Parigini, è arrivato in corsa Gleozzi che ha eluso la marcatura di Cobbo e con l'esterno destro ha messo il pallone alle spalle di Buffon che nel primo tempo aveva parato un rigore proprio allo stesso Gleozzi. Si è rifatto con gli interessi ora l'attaccante del Como grazie alla sua rete. Parma che aveva avuto la prima occasione nel secondo tempo con Benediciak che era stato però fermato da Facchin in uscita, gli aveva negato la gioia del gol e poi un minuto dopo è arrivata la rete del Como. Il Parma che si fa vedere ora in attacco con Benediciak che serve un pallone all'indietro per Vasquez che allarga sulla sinistra dove c'è Del Prato, ancora per Vasquez, il cross di Vasquez, il colpo di testa di Inglese che viene bloccato da Facchin, dunque occasione per il Parma ma il portiere del Como blocca senza problemi, debole il colpo di testa di Inglese appena entrato in campo, e dunque il Como che riesce a salvare il risultato. Ora il rinvio di Facchin a cercare la testa di Gleozzi, Lagumina che tocca per Iovine che va in posizione di trequartista, Iovine si allarga sulla destra, Lagumina, il destro di Lagumina, l'intervento in scivolata di Cobbo che mette il pallone in calcio d'angolo. Altra buona occasione questa per il Como, condotta da Iovine che all'ultima all'interno dell'area di rigore ha preferito servire Lagumina che era in posizione migliore, il destro del numero 20 del Como però è stato deviato da Cobbo in calcio d'angolo. Dunque il gioco riprenderà tra pochissimo con un calcio dalla bandierina. Siamo sul settore di destra rispetto allo schieramento offensivo del Como che in questo secondo tempo attacca da destra a sinistra rispetto al nostro punto d'osservazione. Va a battere questo calcio d'angolo proprio Lagumina, la battuta che arriva in questo istante, va a cercare il colpo di testa Gleozzi e poi c'è la girata di un giocatore del Como. Tra poco vi saprò dire anche di chi si trattava, e la parata in due tempi di Buffon, bel gesto tecnico, si trattava mi sembra di Vignali, bel gesto tecnico di Buffon che è andato a bloccare questo pallone, dunque ad evitare un passivo più pesante per il Parma. Visto che in questa serata abbiamo ricordato più volte la figura di Diego Armando Maradona, possiamo ricordare anche che dei tanti gol segnati in Serie A il fenomeno Diego Armando Maradona ne ha realizzati un paio anche qui allo stadio Sinigaglia, tutte e due su rigore, uno nell'85 e uno nell'86, e quindi ha messo il suo timbro anche qui allo stadio Sinigaglia di Como. E quindi di nuovo Como-Parma. Marco Signorelli. 23° minuto nella ripresa a Como 1, Parma 0. Nel periodo in cui non siamo stati collegati, un'occasione per il Parma, il sinistro in diagonale di Benediciak terminato a lato di un paio di metri. La linea a Como per Como-Parma, Marco Signorelli.
E qui siamo al 30° della ripresa, Como 1, Parma 0. Poco fa una conclusione di Correia che era subentrato a Som. Sembrava un cross, un tiro cross, un cross sbagliato, ecco, diciamo così, però è diventata una conclusione pericolosissima che ha accarezzato la parte alta della traversa e aveva anche colto di sorpresa il portiere del Como Fachin, che non era intervenuto. Per fortuna del Como il pallone è terminato alto sopra la traversa. Rimessa con le mani in favore del Napoli al fronte difensivo sinistro del suo schieramento 21esimo. Chiedo scusa Repice, intervengo da Como perché è arrivato il pareggio del Parma al 40° con un gran colpo di testa di Inglese servito da Vasquez, un cross dalla sinistra, il colpo di testa di Inglese che riporta in equilibrio la partita. Dunque Como 1, Parma 1, Napoli. E stavamo per cedere la linea proprio a Como, tra l'altro Roberto Inglese, ex giocatore del Napoli. Si vede proprio che è una serata in chiave azzurra questa. 22esimo al Diego Armando Maradona, il Napoli conduce sulla Lazio per 3-0, ancora Como. E allora, per raccontarvi meglio questo gol realizzato pochi secondi fa da Roberto Inglese, Vasquez sul lato corto dell'area di rigore, la fascia di sinistra, quella più lontana rispetto alla nostra postazione, era contrastato da un difensore del Como, si trattava di Vignali, è riuscito però a liberarsi, a far partire questo cross. Inglese è saltato più in alto di tutti, è andato a mettere il pallone alle spalle di Fachin. Dunque al 41esimo si riparte con il risultato di 1-1, Inglese che ha risposto alla rete che aveva segnato Gliozzi. Ne approfittiamo per tornare a Como. Per Como Parma c'è Marco Signorelli. A Como siamo entrati nel terzo dei 4 minuti di recupero concessi dall'arbitro Massa. Poco fa è successo di tutto nell'area del Como, il colpo di testa di Danilo che è stato fermato quasi sulla linea di porta da un suo compagno di squadra, si trattava di Osorio, un batti e ribatti. È arrivata alla fine la battuta a rete di Benediciak, ma è riuscito a liberare da questa situazione pericolosissima Vignali, che ha salvato il risultato intercettando nuovamente il pallone sulla linea di porta e calciandolo lontano, per il sospiro di sollievo dei tifosi del Como, che hanno già dovuto subire il gol del pareggio di Inglese dopo che la formazione di casa era stata in vantaggio a lungo in questo secondo tempo grazie alla rete realizzata da Gliozzi. Manca dunque un minuto di gioco, inizia in questo momento l'ultimo dei 4 minuti di recupero qui allo stadio Sinigaglia. Como 1, Parma 1. Torniamo a Napoli. Il gioco è ancora fermo a Napoli e quindi io chiedo a Marco Signorelli di continuare fino al termine della sua partita. E allora andiamo avanti con Como Parma 1-1. In questo momento il risultato, c'è un calcio di punizione per il Como. Siamo sulla tre quarti lungo la corsia di destra. Batterà questo calcio di punizione Arrigoni, che proverà a mettere il pallone in area. Il Como forse può essere l'ultima occasione questa per tentare di vincere questo match. Mancano 20 secondi, l'arbitro va a dire qualcosa ai giocatori in barriera. Tutto pronto per questo calcio di punizione. Prende la rincorsa Arrigoni, la battuta, il pallone che spiove nel mezzo, il pallone sui piedi di Vignali, la girata di Vignali, il pallone che si infrange su Vasquez e termina in fallo laterale. Arriva proprio in questo istante il triplice fischio dell'arbitro Massa. Dunque finisce a Como, allo stadio Sinigaglia, tra Como e Parma, finisce 1-1 alla rete di Gliozzi per il Como al 53esimo, ha risposto all'85esimo Inglese con un gran colpo di testa. Dunque il finale lo ribadiamo da Como 1, Parma 1. Dunque la linea può tornare a Repice per il finale di Napoli-Lazio. E allora grazie a Marco Signorelli per averci raccontato questo posticipo della Serie B finito 1-1 tra Como e Parma.